Buonasera a tutti, bentrovati. Cominciamo con una notizia triste che ci riempie di dolore. Vogliamo cominciare con un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Davide Frisoli, che è dirigente scolastico, era dirigente scolastico di Licei Benedetti, Tomaseo, Bruno Franchetti. Leggo il messaggio ufficiale a nome del sindaco della città, a nome veramente di tutta la nostra comunità. Con profonda tristezza questa mattina ho saputo della scomparsa di Davide Frisoli. Questo infimo e invisibile nemico si è portato via un uomo che amava il proprio lavoro e che da quando nel gennaio 2019 aveva preso le redini di quei licei era stato in grado di creare una nuova visione e una prospettiva. Ai familiari, alla moglie, ai figli, ai colleghi, ai docenti, agli alunni, porgo le più sincere e sentite condoglianze a nome mio, personale e di tutta la città di Venezia e la città metropolitana di Venezia. Abbiamo anche ricevuto, e volentieri leggiamo, un video, un testo degli studenti del liceo Bruno Franchetti. Ciao Davide, con profonda tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa del nostro dirigente scolastico Davide Frisoli. Ricordiamo con gratitudine l'autentica passione con cui ha guidato in questi anni il nostro istituto, prendendosi a cuore, con ironia e con signorilità, anche le situazioni più complicate. Custodiamo come un dono prezioso la sua garbata gentilezza nelle relazioni con le persone, la sua capacità di ascolto, la sua affabilità nell'affrontare anche i problemi più delicati, il suo rispetto per il mondo della scuola. Lo sentiamo ancora presente, sorridente in mezzo a noi, tra le aule e i corridoi della nostra scuola. Così desideriamo sentirlo vicino. Ci stringiamo con affetto alla moglie e ai figli in questo momento di angoscia e di vuoto, gli studenti del liceo Bruno Franchetti. Abbiamo anche, credo, un testo che è arrivato dalla Reyer, perché aveva collaborato anche con il Reyer Day. Qui lo leggo direttamente dal video. L'Umana Reyer partecipa al dolore per la prematura scomparsa di Davide Frisoli, dirigente scolastico degli istituti Benedetti Tomaseo e Bruno Franchetti. La società tutta è vicina ai familiari, amici e colleghi e porge le più sentite condoglianze. Abbiamo perso una persona importante, tra le tante che questo maledetto virus ha portato via. Passo un po' alla giornata di oggi, cerco anche di essere il più rapido contenuto possibile. Abbiamo continuato, noi ogni mattina alle 8:30, lo dico così perché si sappia, noi facciamo una riunione d'emergenza con tutti quanti i direttori, i vari amministratori delle varie società, e li ringrazio per queste anche alzatacce, sabato, domenica, sempre. Teniamo un po' le fila di tutto quello che succede. Chiaramente abbiamo un focus della mattina particolare nei nostri ospizi, nelle nostre case di riposo per gli anziani, tutto quello che succede. Poi c'è un focus sempre sulla polizia locale, chiediamo su quello che succede, abbiamo un rapporto sempre ovviamente di quello che capita, anche per essere reattivi evidentemente. Anche oggi insomma, facciamo piani di sanificazione, controlliamo e vediamo insomma, e ringraziamo chi si stava applicando, seguiamo i mercati. Sui mercati le notizie per fortuna adesso sono buone, si sono sistemate un po' le questioni. A proposito di mercati, magari dopo dico qualcosa sui bagni che abbiamo aperto, spostato, insomma dopo vi do qualche indicazione. Poi abbiamo fatto, dopo questa riunione facciamo una serie di incontri, in certi casi sono diretti con certi rappresentanti. Oggi abbiamo fatto anche delle riunioni sempre in teleconferenza con il mondo della pesca, che ringrazio ovviamente di essere stati tutti presenti. Ieri c'erano altri settori, poi c'era il mondo del porto, lì un po' tutte le varie categorie. Stiamo creando quella comunità, chiediamo appunto dell'aiuto, ascoltiamo quello che succede per costruire anche un'ipotesi di rilancio della città, di gestione di questo periodo che sarà un periodo veramente buio, soprattutto insisto sulla filiera turistica, sui trasporti, e su tutto questo cerchiamo insomma di restare uniti per ascoltare, ma anche per dare delle indicazioni
al governo nelle misure prossime che dovrà fare, insomma, che speriamo anche affinare quelle che vengono fatte, diciamo così, in maniera gentile. Ecco, io su questo direi che adesso passerei a un dato importante, perché poi abbiamo fatto anche la giunta, anzi fatto a cavallo delle due riunioni veramente la giunta, e c'è un provvedimento importante che dobbiamo spiegarvi, perché il Comune sceglie di mettere la propria liquidità, quella che abbiamo risparmiato con grande fatica in questi anni, la mette a disposizione di un'operazione di liquidità per in qualche modo alleviare il peso delle famiglie, delle imprese. Insomma, adesso vi dico su quali settori, e chiaramente continuiamo a appellarci al governo perché stiamo aspettando che arrivi un aiuto, che continua a non arrivare, ma nel frattempo vi diciamo cosa abbiamo fatto noi. Insomma, ecco. Io adesso darei la parola all'assessore Zuin, che è qua con me, che la spiega in maniera tecnica, magari anche con delle slide che di solito non portano fortuna, ma noi lo usiamo più che altro per dare il senso più semplice possibile alle persone, ma soprattutto poi sarà l'assessore a raccontare quello che stiamo facendo. Ma come diceva il sindaco, buongiorno a tutti intanto, come diceva il sindaco, sì, noi... assessore Michele Zuin, che poi io, continuando a vederlo continuamente, non mi ricordo, Michele Zuin, che insomma, assessore al bilancio del Comune. Come diceva il sindaco, noi anticipiamo con la liquidità del Comune, in questo momento di emergenza, circa 30 milioni di euro. È un provvedimento molto importante per famiglie, attività economiche, e si diceva grazie all'efficientamento del bilancio, cioè noi possiamo permetterci questa cosa perché in questi anni abbiamo lavorato molto soprattutto sulla liquidità, e la liquidità che abbiamo risparmiato e siamo riusciti ad accumulare la mettiamo a disposizione appunto delle aziende e dei cittadini. Come facciamo questo? È una manovra da 30 milioni di euro. La prima, se riuscite a fare la slide della Tari, la Tari, posticipiamo la seconda rata e anche la prima rata l'avevamo già spostata insieme per poterla pagare insieme alla seconda il 16 maggio, spostiamo tutte e due al 16 di giugno, per cui un altro mese. Inoltre annunciamo che sempre nella delibera di giunta è stato dato mandato agli uffici finanziari per cercare di trovare la possibilità di poi spostare tutte e tre le prime tre rate della Tari a novembre. Questo chiaramente non per tutti, ma per determinate categorie che hanno avuto particolari disagi a causa appunto della chiusura per legge decretata appunto dal governo. Per cui intanto c'è questo mese in più, per cui non c'è più la scadenza del 16 maggio, ma c'è la scadenza del 16 di giugno per entrambe le rate, e poi, ripeto, studieremo anche il sistema per poterle spostare a novembre. Prossima slide. Qui siamo all'imposta e alla pubblicità. L'imposta e la pubblicità, i versamenti, se si vuole fare in unica soluzione, sono spostati al 30 settembre, o altrimenti con la rateizzazione che viene già spedita direttamente alle imprese, ci sarà la prima rata il 30 del 9, la seconda rata al 31 del 10, la terza rata al 30 dell'11 e la quarta rata al 31 del 12. Insieme alla cosa, poi dirò anche la cosa più importante, stessa cosa, unica soluzione 30 settembre, oppure prima rata 30 settembre, seconda rata 31-10, terza rata 30-11, quarta rata 31-12. Su questi due particolari imposte, cioè COSAP e CIMP, diciamo così, il Comune fa una grossa cosa, perché se la carica, diciamo, sul proprio bilancio il fatto di cercare di trovare una soluzione affinché le imprese non debbano pagare la tassa di occupazione e l'imposta di pubblicità per il periodo di chiusura che c'è stata appunto per il coronavirus. Quindi un impegno anche qui agli uffici per studiare la possibilità di ridurre la COSAP e la CIMP relativamente al periodo di chiusura. Questo riusciamo a farlo caricandolo noi sul bilancio dello Stato. È chiaro che altri provvedimenti, ma anche questi, li abbiamo chiesti con forza al governo per essere poi rimborsati, diciamo, di queste cose che riusciamo a fare per i nostri cittadini. Poi, per quanto riguarda l'IMU,
Sull'IMU c'è un mandato alla direzione finanziaria a trovare una soluzione per il posticipo dei versamenti della prima rata che è in scadenza il 16 giugno. Anche qua cercheremo di vedere le categorie o comunque gli utenti che hanno avuto problemi o comunque mancati guadagni relativi alla loro attività, di riuscire a spostare, a posticipare la rata del 16 giugno. Sono inoltre sospesi gli avvisi di accertamento, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie e mediazioni tributarie di IMU, ICI, CINP, COSAP e Tari per il periodo che va dal 1 aprile al 31 di agosto, quindi c'è questa sospensione che si porta tutto quanto appunto al 31 agosto. Sono anche sospesi i termini di versamento, i piani di rateizzazione dei titoli edilizi. Per titoli edilizi si intende permessi a costruire, concessioni edilizie, tutto quello che riguarda appunto privati e aziende che devono e che hanno fatto dei piani di rateizzazioni, vengono sospesi dal 1 aprile al 31 agosto. Altro provvedimento importante preso nella delibera di oggi è l'imposta di soggiorno. Il primo trimestre, per cui gennaio, febbraio e marzo, scadeva al 15 aprile il versamento, abbiamo posticipato il versamento al 30 di novembre, con l'obbligo però di fare la dichiarazione telematica ad aprile, cioè il Comune ha bisogno di sapere quanto effettivamente dovrà incassare, ma sposta il versamento a novembre. Queste sono manovre che, tra l'altro, poi come dirà il Sindaco, hanno preso piede anche in molti altri comuni. Noi siamo stati i primi a parlare di questo, i primi a proporle, penso anche i primi a riuscire a farlo materialmente. È un grosso sforzo, non tutti i comuni possono permetterselo. Noi, avendo fatto un lavoro sul bilancio molto importante, possiamo se non altro lasciare questa liquidità alle imprese e ai cittadini e sobbarcarcela noi come comune, e mi sembra una cosa molto molto importante in questo periodo di crisi legata appunto al Covid-19. Sì, adesso è proprio quello che cerchiamo di dire da tempo, insomma abbiamo un servizio che spiega molto meglio delle mie parole, ma fa capire che insomma, la linea che abbiamo dato noi ancora la settimana scorsa, 2 settimane fa, abbiamo cominciato a spingere su questo tipo di ragionamento, è stata fatta proprio dall'ANCI, noi siamo contenti di questo, l'Associazione dei Comuni e delle Province, delle città metropolitane. Questo che vedete che è il servizio che mandiamo è un'intervista che ha fatto ieri il Presidente Antonio De Caro, è un sindaco anche di Bari, esponente di primo piano del Partito Democratico, tra l'altro, perché il partito del governo, ecco perché dico non abbiamo proposte che sono in contrapposizione, siamo totalmente alleati, è proprio il governo che sta facendo degli errori e vi sentite questa intervista ieri, prima di lanciarla, ieri dopo questa intervista di fatto l'ANCI e le province hanno rotto la trattativa col governo. Sono stati chiesti 5 miliardi per i comuni, non c'è stato dato nulla fino adesso, bene che la gente lo sappia. Voglio che voi adesso sentiate le parole del sindaco De Caro, presidente anche dell'ANCI, nonché persona che stimo molto, molto per bene e che può dirvi le cose insomma trasparentemente. Perché qui è proprio il governo che secondo me ancora non capisce, però ce le faremo e capirà, perché deve capire, perché i trasporti, i servizi essenziali rischiano di essere chiusi. Sentite l'intervista del presidente dell'ANCI, sindaco di Bari, Antonio De Caro. E le risorse servono anche ai comuni che oggi lavorano come le aziende, hanno delle entrate e hanno delle uscite. Le uscite servono a sostenere i servizi dei comuni, soprattutto nel periodo d'emergenza, i servizi sociali, i servizi del trasporto pubblico e i servizi dei rifiuti. Se non ci sono più le entrate, purtroppo non potremo mantenere questi servizi, ed è l'appello che stiamo facendo al governo, a costo anche oggi di abbandonare la conferenza unificata. Lo farà l'ANCI e lo farà l'UPI, probabilmente i rappresentanti delle province e delle città metropolitane, oltre che i rappresentanti del comune, perché non stiamo ricevendo ascolto in queste ore da parte del governo. Vorremmo chiedere al governo di prestare una particolare attenzione ai comuni, perché i comuni rischiano tra qualche giorno di dover chiudere servizi che servono a tenere in piedi la nostra comunità, a tenere in piedi la quotidianità delle nostre persone, dei nostri cittadini. È fondamentale.
L'ANCI, Presidente, ha raggiunto un accordo con l'ABI, l'Associazione delle Banche, per la sospensione dei mutui degli enti locali. Il Governo ha anticipato parte delle risorse destinate ai comuni, ha rinviato poi il pagamento dei tributi per 2 mesi. Sono delle cose importanti, ma cosa chiedete di più? Quali interventi volete nello specifico? Quelle risorse che sono arrivate sono una parte delle nostre entrate, sono i trasferimenti che lo Stato dà normalmente ai comuni. Dovevamo averli a maggio, li abbiamo avute con 1 mese e mezzo di anticipo, ma non è una novità nel nostro paese. 2 anni fa abbiamo avuto la stessa anticipazione, 3 anni fa abbiamo avuto la stessa anticipazione, proprio perché a volte ai comuni manca la liquidità. Abbiamo fatto un accordo con l'ABI che non costa nulla al governo, abbiamo fatto un accordo con Cassa Depositi e Prestiti che non costa nulla al governo, abbiamo fatto un accordo col MEF per spostare i mutui. Non stiamo chiedendo di non pagare i mutui, li stiamo spostando ai prossimi anni proprio per avere una liquidità, una capacità di spesa in questi giorni, ma quelle risorse tra un po' finiranno, noi non abbiamo più la stessa capacità fiscale, non ci sono più le sanzioni al codice della strada, non c'è più la tassa sull'occupazione di suolo pubblico per la sosta, non ci sono più ricavi di biglietti e di abbonamenti del trasporto pubblico. Dobbiamo decidere che cosa fare con le tasse, tipo la Tari, la tassa sui rifiuti, la tassa sull'occupazione di suolo pubblico, per quelle aziende che in questi 3 mesi sono state chiuse, non per loro scelta, ma per un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Noi non vorremmo far pagare quelle tasse ai cittadini e alle aziende. È chiaro che se non le facciamo pagare non abbiamo più le entrate per poter assicurare i servizi cittadini. Chiediamo allo Stato di aiutarci a compensare quelle mancate entrate. Appunto, sono proprio le mancate entrate, quello che spiegavo. Nel caso di Venezia abbiamo un ulteriore problema che abbiamo la filiera turistica. La filiera turistica non solo sono mancate entrate nel periodo della crisi, che è quello che ha appena detto il Presidente, ma noi abbiamo un ulteriore problema perché le nostre mancate entrate che derivano dal flusso turistico, per cui che vanno a compensare i biglietti, non sono solo il periodo appunto chiuso, ma la filiera che è pesante a Venezia in questo momento sarà particolarmente in un tunnel buio per un po' di mesi sicuro. Noi pensiamo ci vorrà 1 anno per recuperare quantomeno volumi, dico, di fatturato, non di persone, che vengono a Venezia e possono alimentare di nuovo quella filiera. È chiaro che in questo senso il governo deve prevedere specificatamente delle norme finanziarie per almeno proteggere i lavoratori, la cassa in deroga, la cassa integrazione e la cassa in deroga per la filiera turistica, per tutte quelle imprese che a vario titolo compongono la filiera. Pensate non soltanto ovviamente sì, agli alberghi e ai ristoranti, ma anche alle guide turistiche, ai parcheggiatori, ai portantini, ai portabagagli, a chi fa i trasporti, ai taxi, ai sostituti dei taxi, tanti ragazzi che venivano in stagione a dare una mano, ai ganser, a chi si dà a tantissime attività, ai banchetti turistici, a tutte le piccole attività, piccole o grandi anche, economiche, le firme di moda o di altre attività, il vetro, tutti quelli che lavoravano vendendo gli articoli per i turisti. Noi essendoci turistico le persone vanno in, abbiamo bisogno di proteggerli, abbiamo bisogno di fare una cassa in deroga che sia per 12 mesi per la filiera turistica. Questo vale non solo per noi ma ovviamente per tutte le città, soprattutto turistiche, ma evidentemente su Venezia che già ha subito i problemi dell'alluvione, dell'acqua grande di novembre, che si stava leggermente piano piano si stava risollevando, è arrivata giù questa seconda mazzata del virus e poi la terza mazzata che ha colpito il mondo intero e per cui ha bloccato i voli aerei, perfino la Delta dice che probabilmente i voli non riprenderanno prima di ottobre, cioè vuol dire che non arrivano quel tipo di clientela che è la clientela della Biennale, la clientela del Mostra del Cinema, è la clientela di una città come Venezia. Ecco perché chiediamo un ascolto dal governo e appunto dobbiamo dire che non abbiamo ricevuto neanche una telefonata e in tutto questo periodo neanche una mascherina. Cioè queste cose qua prima o dopo le dovremmo raccontare perché insomma capisco gli annunci, capisco tutto, siamo fiduciosi, però ecco, ieri De Caro ha alzato la voce, l'ANCI è uscita dalla trattativa, ovviamente spero che si possa ricominciare, almeno questo, almeno quei 5 miliardi che sono stati chiesti per 8.000 comuni, sono 600.000 euro, considerate che noi siamo sotto di 100 milioni, 625, abbiamo fatto i conti, 625.000 di media per 8.000 comuni sono 5 miliardi. Per cui diciamo, poi non saranno distribuiti così, ma in ogni caso sono risorse che ancora sono insufficienti, perché nel caso della filiera va aggiunta la filiera turistica. Noi abbiamo solo come gestione dei mancati introiti come città, e questo è un bilancio della città che va fatto ai cittadini, a tutti i cittadini, ci mancano dagli 80 ai 100 milioni di entrate.
E voi capite che con mancando un gettito di questo tipo che garantiva i servizi, la raccolta, la pulizia della città, tra l'altro dove abbiamo chiesto di essere finanziati addirittura prima che succedesse questo, ancora a fine anno, perché dovevamo fare le fognature, dovevamo fare l'antincendio. Avete notato che ultimamente sono successi degli incendi. Per Venezia il centro storico è pericolosissimo, non c'è, manca metà impianto antincendio, manca tutta la fognatura della città, vuol dire che si scarica sì con le fosse settiche, ma in molti casi non ci sono neanche, finisce tutto in acqua. Il canale per andare all'aeroporto, ho detto anche ieri, si è interato, perché è il momento, se vogliamo fare il Bazooka Italia, là, adesso non ho capito, la grande spinta di rilancio, ecco, bisogna farla, ma bisogna partire anche dai problemi reali, qui dobbiamo scavare i canali. Noi abbiamo sentito ieri, letto sui giornali, io ho letto sui giornali, vi dico altro, oggi ne abbiamo parlato con la comunità portuale, adesso mi manderanno i dati, quello che volete, ma io lo devo denunciare ai cittadini questa cosa. Il protocollo fanghi, che è quello che ci serviva, l'ultima cosa, che ormai è diventata una leggenda, questo protocollo fanghi, è tornato a Roma e sembra che a Roma lo stanno bloccando, il Ministero dell'Ambiente non lo vuole firmare, non mi chiedete, comunque non possiamo scavare i canali, quello del petrolio che serve quello per far arrivare le navi, stiamo rischiando che in un momento di crisi, che potremo almeno sistemare cose che sono aperte da tempo, anche le navi a crociera, sì, non ci sono, non c'è questa urgenza, ma nel frattempo potrebbe il Ministro, il Governo dirci dove lo vuol mettere, che intanto ci organizziamo, usiamo questo tempo per fare degli investimenti che sono, almeno occuperanno delle persone che nel frattempo sono a casa, cioè lo dico con rispetto, non so come dirlo, ma lo devo dire. Io lo devo dire questa cosa e lo dirò e non c'è nulla, non c'è la campagna elettorale in vista, perché mi pare che si parlerà di ottobre, non so quando, sarà un altro momento, un'altra storia. Ma non è che possiamo aspettare ottobre e fare robe. Ho sentito che qualcuno, un partito, ha detto ci ascriviamo i titoli, non so che titoli si scrivono. Ascrivetevi tutto, non è un problema, basta chi arriva. Basta chi arriva, bravi voi altri, benissimo, bravissimi. Allora, già che ci siete, gentilmente, potete dire qualcosa invece che dire aspettiamo di scegliere sul termovalorizzatore. Esco asse dove se mettiamo, se maniamo. Facciamo come è successo in altri luoghi d'Italia che dopo troviamo per la strada, perché questo stiamo parlando, signori. Cioè chi decide di dire no ma aspetta, pensiamoci bene, è un trucco, è un inganno per rinviare. Si sono rinviate decisioni ormai, cioè è impellente sta cosa. È chiaro che ne riparleremo in campagna elettorale, ma è anche evidente che adesso possiamo aspettare ottobre, doveva essere fatta a maggio, ho aspettato, ho detto vabbè adesso maggio, giorno più, giorno meno, se va a votare decideremo. No, c'è un altro rinvio ancora. Benissimo, non è un problema di quando, ma nel frattempo bisogna fare queste cose e possiamo aspettare un altro periodo ancora. Io veramente voglio che i cittadini si rendano conto ed è questa una questione trasversale. Ho sentito l'impianto, l'idea che ho letto sui giornali di trasferire dove è possibile, dove c'è anche accordo con i proprietari, gli appartamenti che sono di solito adibiti per affitto turistico a giovani studenti. Siamo d'accordissimo. Domani convochiamo questo tavolo, abbiamo visto, sembra che l'idea, se ho letto bene sul giornale, sia del rettore dello UAV, pensa che è l'università dove mi sono laureato, mi sembra un'ottima idea, ho sentito già le categorie, sembrano interessati, il comune è disposto a partecipare, a fare anche la sua parte, adesso ne parliamo, andiamo avanti, non c'è preclusione su niente, le buone idee restano buone idee e si dice anche di chi sono. Se è del rettore, perché l'ho letto che mi sembrava fosse del rettore il direttore dello UAV, benissimo, professor Ferlenga, se è lui, complimenti, una bella idea, aderiamo subito e domani adesso convochiamo in teleconferenza e vediamo di capirci qualcosa per arrivare al prato. Siamo d'accordo, trasferiamo tutto, ma bisogna far sì che diciamo tutte le cose. Le case che sono state affittate, vorrei permettermi di dire, da veneziani comunque, non da cinesi, da veneziani, a persone che fanno che vengono per turismo, eccetera, che spesso in certi casi, diciamo, non quelle gestite in maniera organizzata, ma quelle lasciate un po', soprattutto quelle sulle piattaforme Airbnb, che non hanno nessuna gestione se non un gran caos in città. Siamo d'accordo che vadano al mercato della residenza, siamo d'accordo, ma bisogna trovare le legittime convenienze. Cosa vuol dire? Non guadagneranno gli stessi soldi i proprietari, ma il tema non è solo questo, anzi non è proprio questo, il tema è il diritto alla propria proprietà. Dobbiamo fare un accordo trasparente, politico, magari anche solo sul centro storico di Venezia, anche solo sulle aree pregiate. Discutiamone, non è un problema. Dove il proprietario affitta un residente, ma deve essere sicuro, e qua bisogna essere tutti proprio politicamente e socialmente d'accordo, che se poi quell'affittuario su una casa di pregio non paga l'affitto, deve andare via subito, perché quella casa se no diventa un ricatto. Se invece poi, come in passato è successo, va dentro uno, fa il furbo, dopo 2 mesi non paga l'affitto, arriva l'agenzia sociale per la casa, non ti danno la pubblica sicurezza per mandarlo via,
Voi capite che quella gente non è disposta a perdere la proprietà, ma nessuno lo sarebbe. È per questo che sono i nodi che vanno risolti e bisogna dirsele tutte, è il momento di fare pulizia, diciamocele tutte. Ecco, io spero che insomma più sincero di così, più chiaro di così, vogliamo una nuova città? Certo che la vogliamo, ma dobbiamo essere trasparenti, dobbiamo essere onesti e invece abbiamo degli scheletri purtroppo che continuano a urlare da non so quanti anni e continuano a essere ascoltati. Guardate la laguna, chi è della città, chi è onesto, vada in giro per la laguna, vi prego andate in giro, se sta interrando tutto, altro che braccio di mare, una montagna di balle hanno raccontato, noi dobbiamo tenere navigabili i canali, ma mi pare facile da dirlo, l'acqua trasparente, bellissima, ma quando si deposita il limo deve avere la profondità giusta, normale, che c'è sempre stata, per far passare le ambulanze o i vigili del fuoco in primis e poi le barche da lavoro, quello che serve per portare la vita alla città, se volete ci vuole la città viva. Non puoi chiedere alla gente, ai giovani di venire a abitare in città e poi la città non ha i servizi, non riesce a fare le cose. Questo è, ma non è un tema polemico, anzi è un'apertura totale alla città. Ho sentito parlare, facciamo una proposta, mi pare del professor Calimani, facciamo una grande alleanza sociale. Sono d'accordo, d'accordissimo, bellissima idea professore, sono d'accordo. Ci sentiamo domani, la chiamo, vediamo come possiamo coordinare un comitato di salute pubblica, magari, l'ho auspicato ancora l'altra volta quando mi sono candidato io, queste sono idee che mi piacciono, tutti devono vincere, tutti, non c'è nessuna preclusione, possiamo diventare una comunità, volerci bene, però diciamoci la verità, adesso in questo periodo che sarà dura per tante categorie che non avranno, forse qualcuno è contento, ma sarà un disastro per alcune persone, perché non porteranno un soldo a casa, i tassisti, i gondolieri, ragazzi, uno dice, ma ne acciappa tanti, ma lascia perdere questo discorso, lasciamo stare ragazzi, sarà un periodo duro. Allora dico, guardate che le regole, l'abbiamo parlato anche ieri con le categorie, dovranno essere fair, cioè dobbiamo fare in modo che non ci siano i furbetti, perché in questo momento il furbetto che una volta comunque poi faceva la causa con l'avvocato, correva veloce, faceva 2 corse al posto di una, perché di questo si tratta, si chiama falsare la concorrenza, non saranno accettate. Dobbiamo fare le regole, le modificheremo anche quelle che ci sono in qualche caso. Su Rio Novo abbiamo un'inchiesta in corso per capire da dove veniva il PM10, cioè abbiamo capito dove viene il PM10. Arriva qui 20, non sarà solo quello, ma sicuramente sono stati 3 giorni, abbiamo avuto 3 giorni la settimana scorsa di picchi assurdi in tutte le centraline della città. Cioè non c'è traffico, non c'è niente, la gente ha spento il riscaldamento a casa, è chiaro che c'è che arriva da fuori, ma è evidente. Arriva, l'hanno scritto, adesso verificheremo con l'ARPA, ma l'ARPA ha detto che arrivano con dei venti che arrivano dall'est. Noi abbiamo il Borin classico e probabilmente questa cosa succedeva anche prima, mai ci saremmo pensati e mai avremmo avuto la fortuna di avere una prova del 9 così. Non ci sono le navi, non ci sono i battelli, non c'è niente, i taxi sono fermi, non c'è traffico, non ci sono neanche più le caldaie accese, che abbiamo i picchi del PM10. E adesso chiudiamo certe questioni, magari riviviamo, ridisegniamo il tessuto. Lo stesso vale per chi insomma in qualche modo si lancia, facciamo l'economia alternativa. Sì, adesso siamo in crisi, c'è il momento della solidarietà, ho detto anche alle associazioni, perché le associazioni di categoria dico scusa, già c'è poco lavoro, te me lo porti via, io pago l'IVA, le tasse, i dipendenti, ho le autorizzazioni, rispetto le regole sanitarie, parliamo di cibo. Va bene, adesso in questo momento qua si cerca di aiutare, non stiamo a fare i controlli, ma dopodiché cioè, si lavora con le autorizzazioni, la legalità è la prima roba, questo è fuori discussione, lo sappiano tutti e su questo saremo duri. Le regole ci sono, se le modifichiamo, le spieghiamo bene, ma devono essere quelle. No, porto la roba, poi porto la gente, cos'è? Il business è il business. Che se sai, i gondolieri, ci sono già gente che hanno le autorizzazioni, che hanno pagato le loro licenze. Cerchiamo di essere un pochettino onesti nelle cose che si dice, inutile fare soltanto propaganda, insomma. Ci sono la vita e i diritti delle persone. Io direi che su questo fronte dell'economia io mi fermerei, ne avrei molto da dire ma non dico più niente. Farei partire un video invece sui lavori fatti al Rione Pertini. Rione Pertini.
No, era soltanto, questo video è soltanto per introdurre il fatto che oggi in Giunta abbiamo approvato ulteriori 300.000 euro per la sistemazione di edifici pubblici, delle case del Comune, nella zona appunto del rione Pertini, e specificatamente edifici che sono in via Gavagnin, in via Ponti e in via Vian. Lo dico perché io alle polemiche rispondo con fatti e continuo a fare fatti. Allora, per fare solo un punto su perché siamo sul rione Pertini, solo di investimenti del Comune in questi anni, che erano veramente forse più di 10 anni che non venivano spesi, sono stati spesi in totale, mi sono fatto fare i conti, 1.100.000 per mettere le mani, per fare manutenzione sugli edifici costruiti in anni, cioè lasciamo pare come stati costruiti, gestiti eccetera eccetera. Noi abbiamo messo soldi veri e abbiamo messo in totale, qui 300.000 di stamattina, in totale abbiamo messo 1.100.000 per le case del Comune pubbliche. Poi abbiamo visto anche delle fotografie, sono state messe in passato, qualche mese fa, l'anno scorso, 300.000 euro per il rifacimento della piazza e dei campetti sportivi. In totale a Rione Pertini fino adesso, solo di queste due, solo delle case, diciamo, della vita residenziale, senza mettere in conto le strade ed altre situazioni varie, abbiamo speso 1.400.000 euro. Siccome sono soldi pubblici, vogliamo rendicontarli, siamo contenti di averlo fatto e ringrazio i cittadini del rione Pertini che ci hanno sempre aiutato, ci aiutano nella sicurezza, ci aiutano a segnalazioni. Continueremo a lavorare con loro, continueremo a lavorare anche nelle scuole vicine, superiori, perché anche lì ci sono dei campetti all'aperto, vogliamo sistemare, quello è roba della città metropolitana. Continueremo a sistemare cose, continuiamo a mettere a posto, c'è tanto da lavorare, continuiamo a fare le manutenzioni, in questo momento sono anche lavori preziosi, visto appunto le difficoltà del prossimo periodo. E qui su questo io passerei adesso al video dei buoni spesa, perché voglio introdurre anche questo aspetto adesso, così rendicontiamo alle persone quello che stiamo facendo. Facciamo vedere soltanto intanto, se allarghi, eccolo qua. Qui siamo, prima di partire il video, abbiamo scelto, adesso lo diciamo perché abbiamo tenuto un po' riservato, abbiamo scelto la sede del Casinò, che è chiuso, sapete, a Canoghera, per motivi di sicurezza, perché i buoni ovviamente sono di fatto soldi. Io su questo volevo anche farvi vedere cos'è il buono, ve lo faccio vedere qua in originale, me lo sono fatto dare. Ecco, lo dico ai commercianti, se riesci, non so, a ingrandire vicino, vediamo un attimo sui nostri potenti mezzi grafici, eccolo qua. Allora, vedete, lo dico ai commercianti, allora ci sono già in questo momento 46 commercianti che hanno aderito, piccoli e anche grandi strutture, che hanno aderito all'accettazione, ci hanno firmato la convenzione col Comune per accettare questi buoni. Sono buoni, diciamo, prodotti proprio con una carta un po' particolare perché si fa fatica a riprodurli. C'è un orogramma e poi abbiamo anche un timbro a secco, che dico ai commercianti, lo sentite, timbro del Comune, sono stati requisiti tutti, per cui ci abbiamo solo noi, e l'abbiamo messo qua, sul rilievo, non so se si vede, vediamo sul controluce se riesco a farlo vedere. Comunque qua, sopra i 50 euro in questa zona, c'è il timbro del Comune a secco. E poi ci sono timbri vari, insomma, poi lo vedrete quando... Noi cosa facciamo? Consegniamo questo, assieme a una dichiarazione della persona, vediamo che non ci sia il nome, ecco, cancello il nome per carità, della persona, che quando riceverà dai nostri volontari, riceverà questo, firmerà per ricevuta e noi strapperemo la parte cioè ci teniamo praticamente questa dichiarazione e ci teniamo la matrice, in questo caso di 4 buoni che vengono, anzi in questo caso scusa, di 3 buoni che vengono consegnati. Noi ci teniamo la carta e le matrici, il buono viene dato alla persona, questo buono può essere utilizzato per fare la spesa nei negozi che troverete elencati da domani sul sito Dime, per cui come sempre sul sito Dime trovate per i commercianti la possibilità di iscriversi a questo servizio, cioè l'accettazione di buoni, dovete firmare una convenzione col Comune. C'è la slide, cioè voi entrate nel sito Dime, parlo ai commercianti adesso, qualsiasi commerciante del Comune di Venezia ovviamente, può accettare questo buono, c'è un accordo già sulla rete, basta scaricarlo, lo si firma, via digitale lo manda al Comune e noi lo inseriamo in automatico nella lista che aggiorneremo di giorno in giorno sul portale Dime, in maniera che chi è fruitore del buono saprà, vediamo se lo metto qua ancora, saprà dove poter andare a spenderlo per fare la spesa. Chiaramente siamo sicuri che abbiamo fatto bene a fare la trasparenza, è tutto in trasparenza, tutti quelli che hanno fatto domanda, proprio tutti, sono tutti quanti segnati. È stato fatto un incrocio immediato con i non residenti, perché dico,
astenetevi perché noi per legge dobbiamo darlo solo ai residenti. In più abbiamo una serie di valutazioni standard che vengono fatte in automatico in base alla composizione del nucleo familiare, ma c'è una commissione che poi valuta le varie situazioni in base alle necessità. E questo tipo di lavoro siamo come posso dire, grati alle tante associazioni, domani diremo i nomi di tutte le associazioni che hanno aderito per portare in giro questi buoni. Tanti ragazzi, tante persone sono sguinzagliate per la città, la distribuzione è cominciata oggi, sta cominciando in queste ore e durerà probabilmente per una settimana, 10 giorni. Abbiamo appunto tenuto i tempi larghi, hanno chiamato più di 3.000 persone, hanno fatto le domande, poi non sono tutte accettabili per motivi vari, ovviamente ci sarà la massima discrezione. Adesso farei vedere l'intervista all'assessore che si vede anche un po' il lavoro. Ringrazio tutti, proprio tutti quelli che stanno depurando, anche i dipendenti comunali, il casino che ci ha messo a disposizione il cavo, la sicurezza e tutte queste cose. Insomma, ci stiamo mettendo il cuore. Prego, servizio. Ho ricevuto molte adesioni da parte del mondo del volontariato che zona per zona ci aiuterà a consegnare questi buoni. È un impegno volontario di molte associazioni che ci aiuteranno ad arrivare nelle case dei cittadini per permettere loro di ricevere questo buono in tempi veloci. Anche loro vogliamo ringraziare per il grande impegno che stanno mettendo in queste ore. Al Casino di Venezia, dove i dipendenti del servizio ispettivo comunale stanno lavorando da giorni per vidimare e confezionare i buoni spesa che nelle prossime ore inizieranno a essere consegnati in tutto il territorio comunale. Uno sforzo impegnativo che, grazie al sistema informatico e al lavoro di molti dipendenti del Comune di Venezia che hanno aderito volontariamente alla nostra chiamata, ci consentirà di iniziare a consegnare questi buoni spesa con ben 11 giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia. È un impegno significativo che il Sindaco ha fortemente voluto imprimere all'intera organizzazione per arrivare a consegnare prima di Pasqua già a 1.000 famiglie i buoni spesa comunali. Ecco, l'assessore ha fatto vedere, vedete al video, forse no, se lo vedete in grande, forse sul video si vede il timbro a secco che si nota davanti e anche dietro ovviamente per evitare fenomeni di copie, però voglio sottolineare quello che ha detto velocemente e lo ringrazio l'assessore che si è adoperato, lui, anche Maurice Ceron in questa attività, ma anche la dottoressa Battaglia e tutto il suo staff, tanti dipendenti del comune. Abbiamo lanciato la domanda chi voleva venire volontario e sono arrivati in tanti e questo mi ha fatto veramente enormemente piacere, lo voglio dire perché l'hanno fatto ovviamente per i cittadini e questo fa doppiamente a loro onore e poi fa onore anche, se vogliamo rimettere il tavolo da gioco del casino, è giusto, perché il casino in questo caso ancora una volta si dimostra partecipe di questa operazione, vuol dire che se noi vogliamo fare il sistema facciamo il sistema con tutti e non ci sottraiamo a niente e questo può essere un aiuto, quello di avere una cabina di regia che coordina e mette tutto quanto a sistema. Questo è un modo per fare le cose bene e in maniera trasparente. Io insisto sulla trasparenza, perché la trasparenza è di base la non necessità di essere servo di qualcuno, non serve che ti iscrivi a niente, non serve che sei amico di nessuno. Bisogna che tutto sia in trasparenza e questo è una cosa di cui vado fiero. Io non so assolutamente chi sono parenti di cosa, a me interessa soltanto che siano le persone e penso mi concentro di più che ci siano tante persone che comunque chiedono aiuto, questo sì. Poi il resto lo fanno i nostri tecnici e le nostre operatrici. Grazie ancora molto e grazie a questo sito Dime che sta dando grandi risultati. Adesso, dopo passerò al sito Dime per raccontare dopo, insomma 041, le richieste. Passerei un attimo all'infografica della Polizia Locale per dire che ieri, allora, devo dire che stanno facendo uno sforzo incredibile per tenere aperti i mercati, per cui insomma è chiaro che non sono dappertutto, stanno lavorando, qui è diventata ormai una cabina di regia molto utile, molto trafficata, c'è molto fermento, insomma ci rendiamo conto che ci siano tante necessità. Nel frattempo continuiamo a portare con la protezione civile la spesa a casa, i medicinali, alla Guardia Costiera Volontaria l'ho ringraziata ieri, tantissime persone, adesso faremo l'elenco e lo pubblicheremo perché è giusto. Ieri sono state controllate 130 persone, sono arrivate a un totale di 3.920, ricordo che Pasqua e Pasquetta non c'è motivo di andare a fare la spesa perché è tutto chiuso, persone sanzionate ieri 20, in totale siamo arrivati a 224 sanzionate, di cui 60 sono state denunciate penalmente. E poi ieri abbiamo denunciato 2 persone, no, ieri no, siamo arrivati, avevamo sempre lo stesso totale degli altri giorni a 2 persone denunciate per altri reati. Attività esercizi controllati ieri, abbiamo attivato di controlli specifici 18, ne abbiamo sanzionato 1 perché non era in regola.
totale siamo arrivati a controllare 662 attività e abbiamo chiuso due negozi, perché ecco qua c'è l'infografica, abbiamo chiuso due negozi. Continuo a dire state a casa, cioè io spero che la filiera industriale qualcosa possa ripartire, quella che non aveva ancora le autorizzazioni dopo Pasqua, ma questo dobbiamo aspettare il governo e le autorità sanitarie. Dico spero perché il costo di queste chiusure è veramente molto alto, spero che si rendano conto di tutto, però prima viene la salute. So che le aziende si stanno attrezzando, noi inizieremo a girare anche per le imprese a vedere se i sistemi, diciamo, di sicurezza dei dipendenti siano effettivamente rispettati. Ci sono già in funzione ovviamente tutte le forze dell'ordine, ma anch'io vorrò girare per vedere un po' come sta andando e dico agli imprenditori grazie per quello che fate, perché mi rendo conto che dover lavorare anche con tutti questi paletti, che ovviamente sono ben accetti da tutti, per difendere la sicurezza dei lavoratori ci fa e vi fa onore, per cui insomma grazie di questo, grazie di esserci, cercheremo insomma di dare una mano per quello che è possibile. Abbiamo poi il totale, vediamo un po' se mi sono perso, sì, di quante persone, eccolo qua, che hanno chiamato lo 041 e allora anche qua vorrei elencare, allora vabbè, i totali che vedete, no, non ci sono, c'è una slide che dà i totali di ieri chiaramente, ci sono 882 telefonate e 418 richieste online. Ecco, anche su questo ho un rapporto che adesso prossimamente faremo anche magari vedere meglio, perché è molto interessante per capire, vedete, vediamo se abbiamo cominciato anche a rendere in qualche modo grafica tutta quanta l'effetto della tipologia di telefonate, del tempo, dell'apertura di guasti. Tutto questo è una scheda che adesso è solo embrionale, la stiamo mettendo a punto chiaramente con gli uffici della Stefania Battagia, ma per capire quante sono le telefonate, su quali sono gli argomenti che servono, che interessano, però per farvi capire ieri, perché ho scritto 822 telefonate e ho scritto 418 richieste online. Sì, ma per capirci vuol dire che queste sono già 1200 persone che si sono rivolte a noi tramite telefono e tramite il sito Dime. Questo noi lo chiamiamo ticket di primo livello, cioè il sistema funziona con un accesso a una richiesta, se la richiesta viene evasa subito viene chiuso il ticket, diversamente si apre un ticket e noi teneremo aperto, siamo ancora in fase sperimentale ovviamente, però l'idea è questa qua, lo teniamo aperto finché quel ticket non è chiuso, per cui se è una manutenzione, se è qualcosa, lo teniamo aperto finché la società specifica del gas, dell'acqua, della spazzatura, di quello che volete voi, dei vigili urbani, non ci chiude il ticket. Quando chiudiamo il ticket controlliamo il tempo che ci abbiamo messo per evadere quella necessità. È chiaro che poi in base alle necessità ci sarà anche un tempo previsto dai manuali, dai vari contratti di servizio. Ma la cosa anche interessante sarà che possiamo, ove riterremo e lo faremo, fare una verifica con l'utente, il cliente, il cittadino, che guarda caso è anche socio e proprietario del comune, e gli chiederemo a quel cittadino, a quella persona, può essere un cittadino residente, ma può essere uno studente, un ospite, può essere un turista, può essere uno che passa di qua per lavoro o qualcuno che resta per un periodo, che si è logato, di cui conosciamo le situazioni, magari sappiamo se vuole lui essere anche rintracciato, perché se ci sono problemi anche di sicurezza possiamo con le telecamere, col sistema che abbiamo, che stiamo mettendo a punto, andare anche a vedere se il grido d'allarme che arriva in qualche parte di città è vero, se è tutto fattibile, eccetera. E stiamo implementando per questo sistema. Chiaramente guardando i ticket possiamo risalire, richiamare quel cliente e dire è andato tutto bene, in quel tempo che noi abbiamo visto, che può essere dentro i nostri standard oppure no, e questo ci consentirà di far sì che questo sistema autoefficienti di fatto il sistema pubblico. Pubblico intendo non solo il comune ma anche tutte le partecipate e anche sia in grado di premiare i meritevoli, perché la signora può dirci la gentilezza di uno spazzino o di un operatore, può spiegarci cosa ci ha messo di suo, quante segnalazioni di ringraziamento arrivano ai nostri dipendenti. Tantissime, cioè la gratitudine, anche perché siamo tutti quanti cittadini, cioè quando ci spogliamo della divisa o dell'incarico che abbiamo, comunque siamo persone appunto assolutamente che vivono la città, per cui è bello poter, e questo metodo consente di monitorare quello che succede, capire se ci sono dei punti critici e per cui
in centrale operativa a far intervenire immediatamente le forze che servono immediatamente, ma anche andare a vedere come finisce il film. È una cosa che non ha fatto nessuno in Italia e io sono orgogliosissimo di averla pensata, di averla realizzata. Se un po' alla volta la mettiamo a sistema. È complicato, però è una gestione dei servizi. E qua tutti vuoi fare strade e ponti, va benissimo, facessero lo Stato in piedi, ma bisogna anche fare i servizi per i cittadini e monitorare se vanno bene o no. Con questo sistema riusciamo anche a premiare i meritevoli. E magari facciamo fare carriera alle persone in gamba, perché a noi interessa solo questo, che passi la meritocrazia, credo su questo veramente la maggior parte della gente è d'accordo. Poi c'è il ticket di secondo livello, appunto quelli che chiamano perché in qualche modo stiamo approfondendo la discussione, c'è uno dà la segnalazione e allora si chiama back office, sono informazioni e segnalazioni di back office che vengono riprodotte. Cioè il totale ieri comunque di contatti tra back office e front office sono di 2300 contatti al giorno. Ecco perché la macchina pubblica può diventare trasparente e viene tutto segnato. Siamo in una fase, ripeto, sperimentale, ma è una cosa che credo possa interessare la pubblica amministrazione nazionale. Questa. Noi continuiamo a fare sperimentazione generosamente, non abbiamo grandi complimenti, ma finché riusciamo a continuare a fare le cose, credo che la città ne troverà giovamento. Prossimamente anticipo, ci vorrà un po' di tempo ancora perché finché non è finito il Covid non riusciamo a muoverci, ma vogliamo fare una spiegazione molto dettagliata sulla situazione della fibra ottica in tutta la città, di come le aziende hanno messo i cavi, voglio fare proprio ma lasciarlo poi sulla rete che uno se lo possa guardare, controllare eccetera, utilizzando anche loro. Ecco, mi devo ricordare dei bagni, avevo anticipato prima, mi ero dimenticato. Allora, vediamo se mi sono scritto da qualche parte, perché prima al volo mi sono scritto, vi chiedo scusa un attimo, forse trovo, eccolo qua. Allora, i mercati, c'è stato segnalato, ma lo sapevamo nel senso, avevamo lasciato aperto i bagni di San Bartolomeo, che sono di là del ponte. Siccome il mercato è di qua, chiudiamo da domani i bagni di San Bartolomeo e apriamo quelli vicino a Rialto. Allora, diciamo che sono costosi, sono servizi costosi in ogni caso, chiedo scusa se non possiamo riaprirli tutti, non c'è, ecco, però è chiaro che il mercato, magari ci sono persone più anziane, eccetera, è bene, c'è stato segnalato questa necessità più vicino e abbiamo spostato. Poi apriamo, anche qua grazie a Mastroianni, il dirigente che segue queste cose, e a Veritas che dà una mano, apriamo domani, soltanto i giorni del mercato, al Lido. Il mercato è il martedì, è il settimanale e domani, il venerdì, è la Coldiretti, alle Quattro Fontane. Apriamo al Patrinodromo i bagni che avevamo provato perché dovevamo ripristinare, domani li apriamo e per cui sappiate sono aperti i bagni al Lido nell'orario del mercato per dare un servizio, mentre restano aperti, come abbiamo ottenuto per tutto il periodo di crisi, i bagni di Piazzale Roma e San Marco con orario dalle 10 alle 18, mentre quelli di Rialto Novo li apriamo da domani dalle 9 alle 17 e chiudiamo, ripeto ancora, quelli di San Bartolomeo perché non possiamo raddoppiare i costi, insomma sono là vicino. Ecco, e questa anche l'ho detta, l'avevo saltata in effetti. Poi siamo quasi in chiusura, ci sono due cose divertenti che però vi voglio far vedere. Allora c'è un video dell'assessore Venturini che riceve e che consegna la frutta fresca. Voglio ringraziare anche personalmente la ditta di Tommaso Scocco, la ditta è Pasco, Tommaso Scocco è il titolare, che ha consegnato, ci ha regalato le cassette di frutta e di verdura che vengono regalate agli empori della solidarietà. E su questo ringrazio la signora Brondino per il lavoro che fa. Ecco, qua c'è la consegna con l'assessore, insomma vogliamo far vedere questi esempi di solidarietà che ci fanno onore a loro ed è giusto raccontarli. Prego. Il Comune di Venezia non può che ringraziare Tommaso e la ditta Pasco per l'impegno che stanno mettendo in questi giorni, come tanti altri commercianti, ma anche per il gesto di oggi. La nostra azienda naturalmente era un'azienda all'ingrosso, quindi non poteva, nel momento in cui compra della merce deve comprare delle cassette e tanta merce ci restava là, quindi abbiamo deciso semplicemente di donare questa merce in modo che qualcuno ne possa usufruire. Il gesto di Tommaso è poi particolarmente importante perché consente di riempire le classiche borse che insomma sapete che si compongono soprattutto di alimenti a lunga conservazione, quindi carne in scatola, riso, pasta, zucchero, anche di qualcosa di più fresco e anche di più salutare. Io non posso che ringraziare iniziative come quella della ditta Pasco perché noi in questo momento
momento abbiamo veramente bisogno dell'aiuto di tutti. Da 5 famiglie con cui abbiamo cominciato siamo già arrivati ad aiutare 35 famiglie in maniera stabile e più tante spese occasionali che diamo via tramite con i volontari della Protezione Civile che portano le spese a casa. L'Emporio Solidale per noi è un importantissimo alleato perché garantisce anche delle spese occasionali a chi in questi giorni è in grossa difficoltà. Avere degli empori, in particolare uno a Venezia e uno a Mestre, ci consente di dar loro una risposta di concerto con il mondo del volontariato, il terzo settore. È il bello della città, e quando nei momenti difficili ci si stringe insieme si cerca di affrontare i problemi tutti uniti. Brava Anna. Brava, l'Emporio della Solidarietà sia di Venezia che di Mestre, ma anche complimenti a Tommaso perché ha detto in maniera proprio anche umile, ha detto io forse buttavo via la roba, l'ho regalata, non è proprio vero e per cui gli fa doppiamente onore. Sono gesti appunto di grande modestia che, ripeto, non sono sguaiati ma sono quei gesti personalmente mi piacciono moltissimo. Poi mi piace il giubbettino che aveva l'assessore che era col marchio del Salone Nautico che mi fa venire giù veramente un momento di tristezza perché eravamo pronti a fare una roba mega galattica e invece quest'anno purtroppo va così. Va bene, andiamo avanti. A proposito, dico una cosa, sulla Sensa, lo dico per dare un'informazione, la festa della Sensa ovviamente sempre al netto poi di quello che diranno le autorità sanitarie, noi abbiamo per forza di cose annullato tutte le regate della Sensa. Resta la possibilità, e io spero, aggiungo anche la speranza da parte mia, di svolgere la cerimonia in forma diciamo più limitata, con una barca magari con peata magari più scarica di equipaggio per la distanza che sono obbligati a leggere, magari io col patriarca, semplicemente un pezzettino magari dall'arsenale alla chiesa, se sarà possibile, e fare soltanto il pezzo religioso, cioè il matrimonio, il lancio dell'anello e spero che per quel momento di fare anche la messa, però mi fermerei lì, non ci saranno altre manifestazioni perché ancora non siamo in grado. Per fare una gara, per fare la regata avremmo dovuto far partire le eliminazioni, le qualificazioni e oggi non è possibile, non c'è nessuna scelta, è proprio un impedimento operativo. Ci farà piacere, tenteremo in tutti i modi di mantenere l'appuntamento diciamo religioso ma anche istituzionale dove Venezia sposa il mare, per chi un momento del genere proprio al mare che poi andremo a chiedere aiuto, insomma, a quei traffici che vogliamo ancora continuare a far arrivare, insomma, in tutto il mondo. Cioè Venezia dopo questo evento potrebbe anche essere che riscopra la sua vocazione, finalmente l'abbiamo tante volte, la via della seta, la strada per l'Oriente, al di là dei discorsi soliti che tanto non arriva niente da Roma, magari ci arrangiamo da soli, se almeno ci facessero scavare i canali, perché così veramente vuol dire, è come giocare una partita a tennis con le pietre in tasca. E a proposito di tennis, devo dare un bacione da lontano alla Stefania perché non l'ho salutata mai ufficialmente e oggi è venuto in mente, gli ho mandato un mazzo di fiori che ho trovato il modo, non so come, di far arrivare, questo è il merito della Carlotta, a casa e chiedere scusa perché non sono mai a casa, arrivo a casa stanco la sera, vedo poco lei e i bambini e paradossalmente in un periodo in cui magari tanti hanno la fortuna, sfortuna ovviamente, di vivere in famiglia, sfortuna nel senso perché magari nel lavoro hanno tante preoccupazioni, ecco io invece sono sempre qua e ho fatto un dritto da Carnevale fino adesso, per cui Stefania ti giuro grazie, ti restituirò questo tempo che ti sto togliendo, però insomma pubblicamente grazie so per quello che fai. E boh, vabbè, facciamo cosa fate a casa e per cui diciamo che allora facciamo vedere cosa fanno alla canottiera di Giudecca, cosa state facendo a casa, un video simpatico. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a... Sì, bello, simpatico, questo è sempre il numero 366 930 95 92, dovete fare video belli, non possiamo far vedere altre robe, simpatiche ma non si può fare. Se volete raccontare quello che state facendo resterà per tutti, grazie. Vi ricordo, continuiamo con questo rapporto per spiegare quello che sta succedendo, per tenervi aggiornati, per dare anche un segnale di fiducia, comunque anche di trasparenza, di informazione nostra locale che è giusto. E vi lascio, ci rivediamo domani alle 4. Vi ricordo che noi andiamo poi in replica alle 8:30 di sera, alle 23:30 e alle 8 di mattina, anche sul canale, siamo in Facebook ma anche sul canale digitale
di Televenezia, il canale 71 e il 191 sulla rete digitale. Ci vedono da tutta Italia, abbiamo pacchi di commenti e siccome ci sono troppi complimenti per il sindaco non li leggo, ma chissà che prima o poi venga fuori insomma, che stiamo lavorando bene, e di questo va ringraziata la città, perché la città è veramente in movimento, è una cosa straordinaria. Adesso che sembra ferma è viva più che mai, perché grazie a tutti, grazie per le vostre attività, per le vostre... Buona salute a tutti, buona serata, buona giornata. Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratutobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.